Questi applausi sono per loro, gli attori. È facile sognare di fare l'attore. In noi inconsapevolmente c'è sempre un attore, un personaggio, che attende un riconoscimento e un applauso. La storia di un attore può cominciare così, sognando, alla fine di uno spettacolo. Poscia comodamente, pian pianino, mi libero del mio vasto mantello che mi attabarra e lo spadon sguaino. Dice Landone più gentile, più fino di scaramuccia al gioco dello stocco. Io vi prevengo, mio caro paladino, che giusto in fin della licenza io tocco. Applausi? No. Questo è solo un esame, un tentativo di essere un personaggio. La commissione dell'Accademia d'Arte Drammatica dovrà giudicare, intuire attraverso poche timide battute e attraverso letture e edizioni diversi le capacità dell'aspirante attore. Severi giudici saranno Orazio Costa, Wanda Capodaglio, Silvio D'Amico, Sergio Tofano, Alba Maria Setaccioli. E si comincerà ad apprendere quest'arte che è fatta di varietà e di intelligenza, di cuore e personalità. Ridere? Una delle prime cose da imparare. E non è facile come sembra. Occorre una lunga preparazione, una rigida educazione delle proprie possibilità vocali. David! Piangere? Un'arte anche quella, quando il pianto racchiude un preciso significato drammatico. Pietà, cristiani! Una volta impostata la voce, corrette le inflessioni dialettali, gli allievi affrontano le prime prove. Saranno in grado di esprimere attraverso una semplice frase diversi stati d'animo, diverse reazioni. Bisogna provare. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Perché non l'hai detto prima? Perché non l'hai detto prima? Non c'è restato nessuno. Non c'è restato nessuno. Non c'è restato nessuno. Talvolta comico sì, ma molto utile per fare amicizia con il palcoscenico. Cosa può suggerire una sigaretta? L'inesperto tentativo di una fanciulla? La disinvoltura di una grande dama? La scomposta voluttà di un vecchio commendatore? O lo spiacevole effetto della prima boccata? Sempre più difficile sulla strada delle invenzioni sceniche. Un buon allenamento per lo sviluppo della fantasia, della personalità e l'interpretazione libera di un quadro. Animare i suoi personaggi, disegnare una situazione appena accennata dalla composizione pittorica o quantomeno dal suo titolo. S'è detto che il cinema è movimento, non meno lo è il teatro, che attraverso il movimento dei personaggi si arricchisce e si completa di un mezzo indispensabile d'espressione. Allenarsi al palcoscenico, al gioco, al ritmo, alla disinvoltura dei movimenti. Ecco le prime lezioni. Questa è la favoletta di Esopo, della quercia, della canna e del vento, ovvero l'interpretazione mimica che ne danno gli allievi. Forse il significato è un po' oscuro, ma Orazio Costa sa intervenire in tempo per suggerire una maggiore evidenza di espressioni mimiche. Ritmo, gusto, armonia dunque. Anche il canto, che è pura armonia, può contribuire alla completa educazione dell'attore. Così come la danza è per le fanciulle, le future attrici, un invito alla compostezza e alla grazia.
a fil di spada. La scherma può essere utile per l'interpretazione di un personaggio, ma è anche e soprattutto scuola di abilità, di cavalleria, di rispetto. E tra una lezione e l'altra, salendo e scendendo lo scalone dell'Accademia, v'è modo di pensare a quanto sia elaborata e attenta la formazione di un attore. Recitare è istinto, ma interpretare è soprattutto scuola. La storia del costume ci fa ritornare indietro nel tempo e sta ad indicare quanto antica sia la professione dell'attore e quanto rispetto si debba a quest'arte. Silvio D'Amico lo ricorda agli allievi, impartendo lezioni di storia del teatro e di interpretazione scenica. La scenotecnica, infine, concorre a documentare lo sforzo che il teatro compie per conquistare sempre più efficacemente il suo pubblico. E quando si giunge alla lezione di trucco, gli allievi si sentono già un poco attori. È il momento di affrontare le prime scene, di penetrare nello spirito di un personaggio, sotto la direzione di Wanda Capodaglio. Ebbene, se noi si fosse sposati, che mi consigliereste di fare il giorno in cui mi accorgessi di non essere più amata da voi? Prenderti un amante. E tutto ciò quanto durerà? Finché i tuoi capelli siano diventati grigi e i miei bianchi. Ahimè, Nerissa, il mio corpo è stanco di questo grande mondo. Lo sarebbe assai di più, dolce signora, se le vostre miserie fossero in proporzione. No, così non va bene. Più calore, più vita. Lo sarebbe assai di più, dolce signora, se le vostre miserie fossero in proporzione delle vostre fortune. Buone massime e dette con molta grazia. È un lento, progressivo formarsi di questi giovani attori. Gli insegnanti, attori come Sergio Tofano, sanno avere pazienza, limiando e correggendo le più sottili sfumature. Beh, non è che io non ti voglia bene, ma è che ci conosciamo così a fondo ed io sento per te piuttosto un affetto fraterno. Ah, e come hai fatto ad accorgertene? Oh, andiamo. E quando si è pronti all'esame finale, l'emozione è grande. Bisogna provare e riprovare, mandando a memoria ogni battuta, rammentando consigli e suggerimenti. Poi ancora la prova sul palcoscenico, così, alla buona, con il cuore gonfio, perché al saggio finale degli allievi ci sarà il pubblico, i critici e gli insegnanti. E il momento giunge così, un giorno del calendario, ed è un momento importante, perché un attore, forse 2, 3, 10, sono nati. La platea giudicherà con i suoi umori, con i suoi entusiasmi. Da questo momento l'attore è solo. Dopo una giornata di lavoro sentirà come noi, e più di noi, la stanchezza, la solitudine, l'emozione. Egli ha vissuto, nel personaggio interpretato, la nostra stessa vita. Può essere bravo, può non esserlo. Rispettiamolo sempre. Nel suo viso, nelle sue mani, nel suo corpo, scorre la nostra esistenza con le sue 1000 espressioni.